www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Va alla battuta, calciata bene dentro, la palla scorre sul secondo palo, arriva Malvestiti in posizione di calcio, il calcio di Malvestiti! Ed è un gol straordinario questo di Mattia Malvestiti, abbracciatissimo dai compagni, un sinistro terrificante in diagonale, irraggiungibile per Monzani, proteso in tuffo sulla sinistra. Un infortunio al menisco che l'ha condizionato pesantemente in questo inizio di 2017. Siamo sull'attacco della Pro Patria. Gherardi ne salta 3, Gherardi molle, strozzato il suo tiro dell'area di rigore. Cannataro alza ancora la testa, riceve sulla fascia destra Marcone salta un uomo, ne salta 2, Marcone in posizione di tiro, Marcone col sinistro, Marcone a mezzo metro, forse meno alla destra rispetto alla porta difesa da Monzani. Nei piedi della Pro Patria, fascia di destra, siamo con Piras che scambia con Gherardi, solito gioco di gambe su Ronchi, lo salta, si accentra, punta Cannataro, la conclusione è in possesso di palla con Angioletti, calcia in avanti, Ronchi intercetta Caraffa in possesso di palla, scambia perfettamente con Ronchi, Caraffa entra in area col mancino, arriva Cannataro sul secondo palo, ancora palla per il Lecco, 20 metri, Cataldi, la conclusione sporcata da Angioletti, finisce nelle braccia di Monzani. In maglia viola Santana ha il cross col piede destro sul secondo palo, c'è il perfezionamento di Angioletti che però finisce tranquillo nelle mani di Salvatori, che ha lanciato con le mani Cannataro allunga perfettamente, siamo ai 20 metri, Cannataro la verticale su Caraffa in fuorigioco, clamoroso Caraffa, chiamato in fuorigioco, era solo davanti a Monzani. La chiusura di Luca Garofoli che apre la gamba a destra al momento giusto, intanto c'è Malvestiti che può puntare alla porta, Malvestiti steso da Angioletti, l'arbitro indica il pallone e ci sta, Angioletti è stato bravissimo in una situazione molto difficile a chiudere Malvestiti che stava puntando diretto verso la porta di Monzani. Garofoli sul controllo dell'attaccante Bustocco a chiudere, Ronchi riceve palla, è chiuso da 2, la verticalizzazione di Ronchi con l'esterno su Caraffa, alza la bandierina il signor Sonetti perché fate un po' voi. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Sulla fascia di sinistra di fronte alla panchina di Bertolini, Cannataro verso il centro, secondo palo, trova una deviazione di Marcone, molto bene su Barzaghi, siamo sulla sinistra, Barzaghi punta e prova a crossare, De Jori intercetta la palla, Piras prova col destro, un tiro molle che Salvatori controlla, proteso in tuffo, Colombo, Piras, punta, occhi negli occhi, Ronchi, Piras, palla lunga, Gherardi riesce a salvarla, a giocarla verso Barzaghi, finta, giocata all'indietro verso Di Sabato, siamo ai 20 metri, palla dentro di Di Sabato e gol di Gherardi che si inserisce alle spalle di De Jori. Sulla destra Santis prova la palla sotto, c'è Marcone su Barzaghi che chiude, Ferraro anticipa nettamente questa volta Santana, intanto Santana sulla sinistra, palla dentro, Piras e c'è De Jori che non riesce sulla linea a salvare, siamo 2-1 per la Pro Patria che riesce quindi alla seconda occasione pericolosa a ottenere il vantaggio qui al Rigamonti Ceppi. Colpetto è stato tutt'altro che preciso nell'appoggio, intanto l'Ecco è già ripartito, Cannataro doppio passo, Cannataro sulla destra, palla dentro, salvata con difficoltà dalla Pro Patria, palla ancora lì, Cannataro finisce a terra, Caraffa, era rigore, non fischia nulla neanche qui, intanto la Pro Patria è ripartita, c'è Santana davanti a Salvatori, il pallonetto lo salta, Gibo rientra e senza rischiar nulla mette in fallo laterale, qua sembrava essere tutt'altro che discutibile. Su Santana c'è De Jori con la spalla destra non preciso, De Jori bruttissimo fallo, qua c'è il rosso, sì, l'ha già estratto, c'è il rosso per Simone De Jori che ha commesso un fallo decisamente brutto al 42esimo. Il compagno di squadra appena ammonito Piras lo serve male, c'è Di Sarò su di lui, la palla finisce da K e finisce qua anche la partita. Vinta quindi dalla Pro Patria per 2-1 grazie alle reti di Alessandro Gherardi e di Marco Piras che hanno ribattuto
a quella iniziale all'8° minuto di Mattia Malvestiti. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. È un Lecco assolutamente perfetto, quello che per i primi 45 minuti tiene in scatto la terza forza del campionato, la Pro Patria, reduce da 10 vittorie negli ultimi 11 incontri del girone B del campionato nazionale di Serie D, ed è l'8° minuto quando Malvestiti conferma i buoni presagi che accompagnano questa gara, trasformando in oro con un gran diagonale mancino un lungo corner calciato dalla destra da Alessandro Cannataro. Lecco nel primo tempo spinge, accorcia, crea e sfiora il raddoppio anche con Alessio Marcone, una conclusione mancina che purtroppo non gira nel modo giusto e sibila solo alla destra rispetto alla porta difesa dal portiere Bustocco. Chiuso il primo tempo con anche amarezza per quanto non riuscito a tramutare in oro, Lecco riparte nella ripresa, riparte con cattiveria, non concedendo poi molto alla Pro Patria, che però arriva poi al pareggio al 10° minuto grazie a un buon cross di Sabato, che subentra e cambia la partita in favore dei Bustocchi, pizzicato poi in fondo al sacco dall'ex Alessandro Gherardi, schierato sulla destra del tridente offensivo dall'ex allenatore Roberto Bonazzi. La Pro Patria prende campo, si affossa, cerca di affossare il Lecco, annida, mette le tende di fronte all'area bluceleste, ma non riesce praticamente mai a calciare in porta, questo fino al minuto 22, quando su una palla ancora giocata da Di Sabato sul scatto in profondità di Santana, forse in posizione di fuorigioco, e sarebbe l'ennesimo errore arbitrale ai danni del Lecco di questo inizio 2017, trova poi la seconda palla sulla corrente Piras, che corre incontro al pallone tagliando dal secondo palo verso il centro dell'area, di piattone fa secco Salvatori, inutile il tentativo di recupero di Simone De Iori che poi viene espulso al 42esimo della ripresa, quando Lecco prova con le esigue forze a recuperare, a spingere, mette lì la Pro Patria. C'è un rigore forse non concesso a Cannataro per una spinta da dietro che anch'esso dovremmo poi rivedere nei riflessi filmati di questa sera. Lecco esce dal campo da Riga Monticeppi coperto di applausi dai suoi tifosi, in lacrime per quanto sperato, cercato e non ottenuto. Da Matteo Bonacina, dallo stadio Riga Monticeppi, per Lecco Channel è tutto. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport.